I tumori genitourinari hanno sempre grande spazio tradizionalmente all'interno di ASCO. Ne parliamo con Sergio Bracarda, presidente nazionale Siuro. Grandi novità, grandi attese, grande potenzialità. Assolutamente sì, ci sono molte sessioni sul genitourinario a questo annual meeting. Chiaramente un po' la parte del leone la fa l'uroteliale, perché dopo i risultati portati all'ESMO attraverso della combinazione Infortumab e pembrolizumab, naturalmente c'è una attesa spasmodica anche per altri immunocomunicati, alcuni vincenti, altri un po' meno, ma sicuramente c'è stato un cambio di passo. Sono molte sessioni su questi farmaci e anche sulla comprensione del loro rapporto costo-beneficio, che può essere estremamente importante, ma va giustificato naturalmente anche nel setting in cui li utilizziamo. Abbiamo un raddoppio, come sappiamo, del tempo di sopravvivenza rispetto allo standard di 2 anni fa, che poi è stato recentissimo e probabilmente cambierà ancora. Avremo una segmentazione in base all'espressione dei target, perché c'è stato molte sessioni con la comprensione dell'espressione del target e il rapporto con la probabilità di risposta, soprattutto sui immunocomunicati, ma dalla patologia genitourinaria fino a quella ematologica, quindi veramente ad ampio spettro. Sulla prostata abbiamo tanti dati legati anche qui a DNA circolante e alla possibilità di utilizzare in molte occasioni. Sul rene abbiamo forse qualche dato in meno, ma ci sono anche sessioni anche sui tumori rari dal punto di vista del genitourinario, quindi veramente un ASCO molto ampia come suo costume, è ritornata ad avere una visione un po' omnicomprensiva come era qualche anno fa, ma in cui il genitourinario fa una parte veramente rilevante come numero di sessioni, come qualità anche dei speaker, delle discussioni e dei quesiti posti, ma soprattutto delle risposte che vengono portate avanti, che modificheranno in tempi abbastanza brevi anche la pratica clinica quotidiana anche in Europa e in Italia. Ecco, sempre con un ruolo importante da parte dei ricercatori italiani. Assolutamente sì, sia come speakers, sia come partecipanti a trial internazionali, che anche nelle discussioni un ruolo estremamente attivo come da tradizione mantenuto anche in questo 2024.